Finge di essere cieco per più di 50 anni. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza denunciano un falso invalido per truffa ai danni dello Stato. L'uomo ha percepito indebitamente per oltre mezzo secolo indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al €1.000.000. La Guardia di Finanza di Arzignano è stata impegnata per più di 2 mesi nelle indagini e nel pedinamento di un settantenne, titolare dal 1972, di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. L'uomo è stato ripreso mentre compiva, senza aiuto e con grande disinvoltura, diverse attività, tra cui il giardinaggio o l'acquisto al mercato di frutta e verdura che sceglieva dal bancone, pagando in contanti con denaro scelto dal proprio borsello. Il quadro probatorio è stato poi consolidato dalle risultanze della perizia eseguita da uno specialista. L'autorità giudiziaria ha quindi rinviato a giudizio il falso cieco, accusato di aver ingiustamente sottratto risorse pubbliche destinate al sostegno delle fasce sociali più deboli e realmente bisognose. È stata infine eseguita una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre €200.000 di proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite dal settantenne nell'ultimo quinquennio.